Ciao tifosi partenopei! Oggi vi portiamo aggiornamenti cruciali su alcuni dei temi più caldi del momento. Conferma in diretta. Avete sentito? Le parole dell'allenatore hanno confermato la notizia del mercato del Napoli. Chi potrebbe arrivare al Napoli? E non solo. Incontro con la gente su un altro giocatore oltre a Meret, il nuovo acquisto del Napoli, e si parlerà anche dei cambi di Conte in vista di Udinese-Napoli. Emerge una nuova idea. Restate con noi fino alla fine per scoprire tutto questo e molto altro ancora. Cosa succede in casa Napoli. Avete controllato se siete iscritti al nostro canale? Qui vi aggiorniamo quotidianamente sulle novità e tutto quello che succede in casa Napoli. Aiutateci a raggiungere l'obiettivo dei 10.000 iscritti. Grazie tifosi azzurri. Il Napoli è pronto a scendere in campo dopo la sconfitta contro la Lazio. Le ultimissime sulle idee di Antonio Conte. Sono giorni molto caldi in casa Napoli. La doppia sconfitta contro la Lazio, prima in Coppa Italia e poi in campionato, ha lasciato degli interrogativi importanti ad Antonio Conte. I KO sono stati del tutto differenti nella loro natura, ma al tempo stesso hanno evidenziato alcune caratteristiche in negativo del gruppo azzurro. In modo particolare, nel match di Serie A è emersa nuovamente la difficoltà dei partenopei nel creare occasioni da rete. La prestazione non è stata negativa, ma le azioni offensive hanno lasciato molto a desiderare. Ad esser finito nel mirino è stato, come spesso accade, Romelu Lukaku, ancor fuori forma e troppo spesso isolato. D'altro canto, però, non tutte le colpe sono riconducibili all'attaccante belga. Quest'ultimo deve essere servito in modo adeguato e ancor più è chiamato a dialogare con i compagni usando la propria stazza. Tutto ciò, però, non sempre accade e non a caso Antonio Conte starebbe valutando un possibile cambio modulo. L'allenatore salentino potrebbe sorprendere tutti durante la sfida contro l'Udinese in programma sabato alle 18. Antonio Conte è pronto a cambiare pelle al Napoli. La squadra azzurra vive un periodo non troppo facile, ancor più dopo l'ultima sconfitta in campionato contro la Lazio. Le certezze sono sempre presenti nello spogliatoio azzurro, ma sarà necessario rialzare subito la testa dopo il KO. L'allenatore azzurro lo sa, motivo per il quale starebbe pensando di attuare un cambio modulo. Con ogni probabilità, la scelta ricadrà sul 3-5-2 che, almeno sulla carta, dovrebbe garantire una fase offensiva molto più pesante e ricca di soluzioni. Oltre alla scelta del modulo, però, sarà anche molto curioso andare a scoprire chi saranno i nuovi interpreti in fase offensiva. Infatti, nonostante l'infortunio di Kvaratskhelia, non è sicura la presenza di David Neres nell'11 titolare, ancor più in caso di cambio modulo. In questa circostanza, emergerebbero due figure chiave: Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. L'ex Sassuolo è abituato ad agire da seconda punta, motivo per il quale potrebbe essere molto utile a Romelu Lukaku. I due potrebbero dialogare al limite dell'area, garantendo la creazione di importanti azioni offensive. Se invece la scelta dovesse ricadere sull'argentino, si verrebbe a creare un attacco di peso con due punte naturali. L'ultima parola spetterà ovviamente ad Antonio Conte nei prossimi giorni. Condividi la tua opinione con noi. Parliamo ora delle novità calde sul mercato del Napoli. A ormai poche settimane dall'inizio della sessione invernale di calciomercato, iniziano già a impazzire le prime voci. In casa Napoli, la priorità definita è quella di rinforzare il reparto difensivo, con alcune uscite che dovrebbero lasciare il posto a eventuali rinforzi. A tal proposito, in attesa di capire quelle che saranno le decisioni su Juan Jesus e Rafa Marin, alcune riflessioni sono in corso anche per un'altra zona del campo, ossia l'out mancino. In particolare, Leonardo Spinazzola potrebbe dire addio alla SSC Napoli dopo soli 6 mesi, con diverse squadre che già si sono fatte avanti in caso di cessione. Nel caso in cui l'ex Roma e Juventus dovesse lasciare effettivamente il club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis, si è fatto già il nome di Cristiano Biraghi. L'esterno della Fiorentina sembra essere ormai in uscita dal club viola, dopo la recente uscita da parte del suo procuratore Mario Giuffredi. In serata, inoltre, è arrivata la presa di posizione da parte del tecnico Raffaele Palladino, che non sembra lasciare spazio a interpretazioni. Anche Raffaele Palladino sembra confermare l'addio prossimo di Cristiano Biraghi alla Fiorentina. Le sue parole rilasciate a Sky Sport, in seguito alla partita di UEFA Conference League contro il LASK. Queste le parole del tecnico ex Monza a tal riguardo. Ribadisco ciò che ho detto ieri. Si sono dette tante cose false per quanto mi riguarda. Nessun litigio con Biraghi, ma solo un confronto tra me, lui e la società, e insieme abbiamo preso questa decisione su gennaio. Non c'è nulla da aggiungere. Le mie scelte sono per il bene della squadra e della Fiorentina.
Credo che vada rispettata anche la sua scelta. Pensiamo solo ad andare avanti per il bene della Fiorentina. Tali dichiarazioni possono suonare anche come via libera per il Napoli, che starebbe pensando lui in caso di divorzio con chi oggi la maglia azzurra già la indossa, ossia Leonardo Spinazzola. La sensazione è che manca davvero poco per entrare nel vivo e per capire se, effettivamente, l'esterno della Viola possa essere un obiettivo davvero concreto per il direttore dell'area sportiva del club partenopeo, Giovanni Manna. E lì, qual è la tua opinione? Condividi con noi. Ma le notizie di mercato non si fermano qui. Non solo Meret, incontro con Pastorello per un altro giocatore, il nuovo acquisto del Napoli. In giornata sono arrivate ulteriori novità in merito all'incontro tra il Napoli e Federico Pastorello, procuratore di Alex Meret e di un giocatore accostato agli azzurri in queste settimane. Il Napoli e Alex Meret continuano a parlarsi, con all'orizzonte un rinnovo di contratto che si rende necessario per evitare un addio a parametro zero. Questo è il clima in cui è andato in scena il confronto tra la dirigenza partenopea e Federico Pastorello, procuratore dell'estremo difensore azzurro. Più fonti hanno confermato l'incontro per avvicinarsi alla fumata bianca e per evitare l'addio a costo zero. Il contratto attualmente in essere tra le parti è valido fino al 30 giugno 2025. Ma l'ex Spal non sarebbe stato l'unico argomento del summit tra dirigenza e procuratore. Pastorello è infatti rappresentante anche del difensore di proprietà dell'Inter, Stefan De Vrij. Il difensore olandese è anch'egli in scadenza di contratto e non si esclude che l'ex Lazio possa essere un'occasione a costo zero per la Serie A, Napoli eventualmente compreso. D'altronde, secondo anche quanto sottolineato dal direttore di radio Kiss Kiss Napoli Walter De Maggio, tale coincidenza potrebbe non essere poi così tanto casuale. Federico Pastorello, oltre a rappresentare il portiere di proprietà della SSC Napoli, Alex Meret, è l'agente anche di Stefan De Vrij, difensore in scadenza di contratto con l'Inter. Queste le parole del direttore Walter De Maggio. Il Napoli è alla finestra per De Vrij in vista della prossima stagione. Poi ci sarebbe Kiwior che può arrivare già a gennaio. A Castel Volturno c'è Federico Pastorello, agente di Meret, Bonni e lo stesso De Vrij. Possibile, dunque, che le parti possano essersi viste anche per parlare di un calciatore che nelle ultime settimane è stato spesso accostato alla compagine partenopea. L'urgenza di almeno un difensore, il Napoli l'ha però già per gennaio, motivo per cui ogni pista che porterebbe al centrale ex Lazio è da valutarsi, eventualmente, per l'estate. A patto che il calciatore, ovviamente, alla fine non resti poi all'Inter, club con cui ha un contratto in essere fino al prossimo 30 giugno. Condividi la tua opinione nei commenti, continua a seguirci e grazie per l'attenzione. Presto altri aggiornamenti sul mercato e tutto quello che succede al Napoli. Forza Napoli sempre e tutto per lei.